momento giusto. Grazie ancora Gilberto, grazie ancora. Sì, grazie. E merita un altro applauso e diciamolo che hai suonato rigorosamente live. Sì. Rigorosamente live, diciamolo. Anche la musica sa essere poesia quando è così evocativa, così profonda, così forte e penetra nell'anima così intensamente. È sicuramente interpretazione. Io ho sentito prima una poesia bellissima dal nostro amico e mi sono pentito un po', te l'ho anche detto prima, mi sono pentito un po' di aver detto una nota sola. Quando ti ho chiesto che nota ci evocava? Lui rievoca una serie di suoni, è di un note caleidoscopio di note, e di sfumature, quindi è la scala cromatica che prevede tutte le note. Anche Direi perché, che questo è un po' più adatto. Ecco, complimenti, sì, hai sentito, bellissima questa cosa che hai detto di te. In effetti sono pienamente d'accordo, perché quando leggevi la poesia di Libertà, no? Con quei versi, mi hai fatto venire in mente anche il filosofo Gibran con il Profeta, e in questa commistione di simbolismo, filosofia, religione hai toccato tantissimi tasti. Questa poesia è particolare perché praticamente è venuta così. Ci sono delle poesie in cui ci lavori una vita e altre poesie che appena tu tocchi il foglio vengono da sole. Questa è una di queste e per questo ci sono tanto affezionato, perché quasi non l'ho scritta io, ma io ho solo mosso la mano. Tu dici che è stata quasi dettata da esatto, una voce invisibile. Esatto, Senti, esatto. a tal proposito Fabio, dicevi come alle volte a noi che non abbiamo la fortuna di camminare sui nostri piedi e sulle nostre gambe, sfuggono quelli che sono gli elementi base di chi invece si trova purtroppo a vivere un handicap, ad esempio in sedia a rotelle. Quali sono le difficoltà maggiori cui giorno dopo giorno vai incontro e che la gente che ha la fortuna di camminare sulle proprie gambe non se ne rende conto? Beh, praticamente la quotidianità, io ho la fortuna di vivere, come dicevo prima, in un contesto familiare e sociale libero, normale, e quindi tento e provo a fare tutto come gli altri, però chiaramente essendo in carrozzina devo combattere contro tante barriere architettoniche per andare su alcuni posti, e i miei aiutanti sono sempre la mia famiglia e soprattutto mio fratello gemello, che è il mio assistente, anche perché mi permette di saltare qualsiasi barriera. Essendo anche io sportivo, pratico la scherma a livello nazionale, la scherma paralimpica, e grazie a lui riesco ad andare in tutti i posti dove per esempio anche le palestre non sono del tutto accessibili per noi disabili, e quindi riesco, grazie a mio fratello, riesco a saltare diverse barriere anche nei luoghi pubblici, nei marciapiedi soprattutto, nei posti dove ci sono le scale. Ci siamo inventati un sistema per saltarle, facendo leva sulla sua forza fisica, quindi io sono autonomo in tutto e per tutto grazie a lui. Però in teoria e anche in pratica non sarebbe giusto. Noi dobbiamo pensare a una società che vada bene a tutti. Cioè, certo, una società inclusiva. Esatto, alle persone che sono in carrozzina e alle persone che non lo sono, perché noi pensiamo sempre che la disabilità sia un problema degli altri. No. Invece la disabilità è una cosa
è brutto dirlo, ma è una cosa che può essere dietro l'angolo. Però Bebe Vio quanto ha aiutato? Bebe Vio la conosco, gareggia con me. Quanta grinta vi ha dato vedendo lei? Bebe Vio è una grande ragazza che ha una grande forza d'animo, soprattutto anche di più dei suoi genitori, perché lei gareggia in una maniera particolare, non so se sapete, ma... L'abbiamo vista come tiene, come va di Fioretto. Come va di Fioretto, e quindi lei fa tanta fatica. Lei fa tanta fatica, anche noi, anch'io faccio fatica, ma la sua situazione è particolare, quindi ecco, io penso a una cosa, io quando vedo le persone che sono più in difficoltà di me, io non ho pena, ma penso che se ce la fanno loro, ecco, devo farcela anch'io. Cioè, per me è uno stimolo a non lamentarmi e a dare il massimo, perché non importa, per me non importa come sei, ma il nostro ruolo è... Importa quello che hai, chi sei. Chi Esatto. sei e cosa fai. Cioè, anche se sei in carrozzina devi dare il massimo di quello che certo puoi che dare. però quando finisce e vince, cioè dopo la gara, ha una forza e una grinta che vengono fuori, che poi guarda i nostri giocatori, dei calciatori, che quando si finì la gara si è morti, e invece quando finì la gara ha un'energia che vorrei veramente qualche d'uno di ore per vincere qualcosa. Cosa ha detto? Perché non mi hai mai visto quando vinco io? Dai, allora verrò a vedere anche quando vinci. Ci porterai qualche filmato. È Senti, vero? Fabio, Sì, 2 anni fa sono arrivato terzo comunque alle nazionali della mia categoria, quindi insomma un po' di risultati li facciamo anche noi, e volevo salutare in questa occasione il Petrarca Scherma. Ecco, Petrarca Scherma. Petrarca Scherma, maestro Richard Zub, e il mio maestro Ugo Galli, che è un grandissimo maestro di Fioretto, e invito tutti i disabili della provincia, disabili e non, della provincia di Padova e anche fuori di informarsi e di venire a visitarci nella zona Guizza di Padova, e quindi perché la Scherma è una grandissima disciplina, e che insegna proprio anche a vivere la vittoria e anche la sconfitta. E le regole soprattutto. E allora, visto che facciamo i ringraziamenti, vediamo il prossimo ringraziamento di un'altra figlia al suo papà e a noi. Ciao grande famiglia, oggi è venuta a trovarci Katia, perché Katia vuole ringraziare la grande famiglia che pagherà i funerali del suo papà, di Carlo. Cosa vuoi dire, Katia? Buongiorno a tutti, e volevo ringraziare te innanzitutto, Mirella, per l'affetto e anche per le parole che hai detto l'altro giorno di mio papà, e volevo ringraziare tutti quanti perché proprio grazie a questa associazione è un grande aiuto quello che ci date, e vuol dire tanto per noi. Grazie mille, grazie. Ecco perché il papà Carlo voleva essere sepolto vicino alla sua mamma. Sì. Però è a Carbonera dove lui non risiedeva, e allora noi siamo intervenuti, e questo succederà perché è giusto dare una giusta sepoltura, visto che è l'ultimo desiderio che lui aveva. Cosa dice? Sì, infatti prima di arrivare a San Liberale lui abitava con i genitori a Carbonera, e il nonno era conosciuto perché era un noto fotografo del paese, e era anche mio piacere riportarlo effettivamente a Carbonera dove ci sono già i miei nonni seppelliti al cimitero, quindi era mio desiderio riportarlo effettivamente a casa, e quindi grazie anche di questo. Ecco, noi pensiamo di averlo fatto felice perché è una persona semplicemente mite e forse troppo buono. Ciao e grazie ancora a voi. Ecco, avete visto la solidarietà, quella che voi, grazie a voi, io riesco ad aiutare, a dare, ma soprattutto ad alleviare certe sofferenze. Avete visto la dignità di questa ragazza, di questa donna, per la perdita del suo papà,
però non ce la facevano perché i costi sono sempre elevati, come diceva giustamente prima Maria Teresa, 20 euro per chi non ne ha, ma anche i 10, io dico sempre, possono essere delle cifre inaccessibili. Qualcuno forse non riesce ancora bene a capire questa cosa, ma noi andiamo avanti perché noi abbiamo la grande famiglia. Ma vi tengo ancora sulle spine, non vi dico ancora il numero da 5 per 1000, perché adesso passo la parola al nostro Venezok. Cosa vuoi dire tu? Cos'hai in serbo? Che è una cioccolata? A chi daremo la cioccolata? Se fosse allora da distribuire alla politica. Questa la spacchiamo in testa a qualcuno o questa da chilo allora? Anche perché ma visto ve ne quanto, faccio una sessantina allora. Visto quanto hanno detto ne porto oggi, altra. no, che si torna a votare. È bella dura anche questa. Sì, bella fondente. Bella fondente, sì, dura, sì, da tosta. chilo. Ascolta, ma per un imprenditore, un giovane imprenditore come te che si è messo su una nuova strada, Certo. perché tu nasci albergatore con la tua famiglia, ma poi Certo. dici basta, io voglio creare qualcosa di mio. 36 anni ho detto voglio avere qualcosa di mio. Sei aiutato? Cioè siete aiutati in generale, diciamo, dagli amministratori? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Anzi, io stavolta, ti dirò una cosa curiosa. Noi abbiamo anche gestito la polizia di Villa Draghi a Montegrotto e ho avuto anche contatti sia col sindaco che con vari amministratori, diciamo, e assessori. Cioè, c'è stata la volontà di dire sì, potete farlo, quello c'è stato, ma anche l'ha dovuto aspettare. È stato fatto, ho gestito io la pulizia insieme a 2 amici di tutto il percorso Villa Draghi. Come riconoscimento io poi chiesi, potete mettere almeno dei cartelli, delle cose così. Questo posso comprendere che però non può essere stato fatto perché poi si vanno in gioco delle situazioni che poi si pensa male. Allora ho detto sì, vabbè, io comunque indipendentemente da tutto lo farò, cioè continuerò a farlo, però non c'è stata una volontà diciamo precisa secondo me di sollecitare situazioni come la mia, anzi c'è stato un po', come posso dire, la consapevolezza di trovarsi di fronte a della gente volenterosa e forse, se è stato un modo per ripeto, per dare stimolo a loro, è comunque andata bene. Ripeto, ho avuto a che fare con gente anche propositiva e chiara, però mi sarei aspettato un po' più di coinvolgimento. Comunque il risultato è stata pulita, perciò questa è la cosa più importante. Però se tu mi vieni a dire e tu pensi che lo Stato ti possa aiutare come me o tantissime altre persone, assolutamente no. Al limite può penalizzare e cercare di chiedere soldi sui guadagni che facciamo, questo può fare e sappiamo che c'è molto zelo in far questo. Come aiutare? Io mi aspetto che ci sarà della visibilità, io spero che chi si comporta bene sicuramente deve essere premiato. Siccome noi non aspettiamo lo Stato, ci rivolgiamo direttamente a Rete Veneta e siccome fare del bene concilia con l'avere della visibilità, io ripeto il mio mantra, lo consiglio a tutte le piccole aziende. Questo voglio dire. Ora che aspettiamo lo Stato, cioè, facciamo tempo a, non so, aspetteremo invano, però comunque bisogna farsi sentire, perché se in qualsiasi situazione non c'è la lungimiranza e appunto la voglia di farsi sentire per primi, le cose rimarranno così. Perciò assolutamente fate, qualsiasi sia la vostra idea, fate voi la prima mossa, fatela voi, che dobbiate parlare con un cliente, con lo Stato, con un concorrente, con qualcuno che vi deve aiutare, fate voi la prima mossa, perché se non la fate non succederà nulla. Questo è quello che penso io, nella mia esperienza. Ecco, Giuseppe Mioni, lei produce questo, distribuisce questo cioccolato Veneto. Certo. Allora ci racconti un po' da dove viene questo cioccolato, quanta gente ha nella sua attività impiegata? Allora, innanzitutto nella mia attività impiegata ci siamo io e il mio socio e già siamo abbastanza. Siete troppi, dice. Abbiamo gestito la distribuzione e la creazione del marco, noi produciamo a Veggiano, le fave di cacao vengono dal Centro America e dall'Africa, in particolare Ghana, Costa d'Avorio, che attualmente sono i più grandi produttori mondiali. Per quanto sono riuscito, ho risalito la filiera, io ho un cioccolato di qualità che supera qualsiasi tipo di cioccolato che voi trovate in supermercato. Quindi lei si è recato direttamente sui posti per io sono capire andato da dove arrivano le produzioni? Allora, il più grande, la fava di cacao viene trattata da pochissime aziende, pochissime realtà europee. Quello che noi siamo abituati a mangiare è cioccolato di copertura, vale a dire è cioccolato che viene già trattato e poi venduto ai vari produttori.
Io sono andato alla ICAM verso Lecco, che loro trattano la fava di cacao, gestiscono la più grande coltivazione biologica, tra l'altro della Repubblica Dominicana, e anche tante altre coltivazioni sparse per il mondo. Il nostro cacao che usiamo è un blend tra cacao centroamericano e africano, è un ottimo prodotto. Io ho fatto tutti io essendo un grandissimo mangiatore di cioccolato, tra l'altro, ho fatto tutti i test. Ci ha fatto venire l'acquolina, sì, devo sì, dire, anch'io anche mi vista è venuta una l'ora. ma io guardi, devo anche dimagrire, perciò devo stare, l'amorosa poi si arrabbia. Si lamenta. Esatto. Beh, ma si Mi appoggia dice di sul andare a morbido. vendere tapirulan. Vai a vendere tapirulan al cioccolato. Comunque, detto ciò, ho fatto tutti i confronti con i vari cioccolati da supermercato e sinceramente, signori, io non temo confronto. Cioè, anzi, abbiamo 60 punti vendita sparsi tra Padova e Venezia. Colgo l'occasione per dire che se vi capiterà di vedere questo simbolo del Veneto, che è il cioccolato veneto, Leone di San Marco, ricordo, unica bandiera al mondo con la parola pace, provatelo, sapete che comunque una parte dei nostri sforzi va a finire per fare del bene. Bene. Perciò E è giusto allora consigliare adesso due andiamo cose. invece con il punto di Leopoldo Bottero. Essere disabili o avere un disabile in casa è un bel problema, a volte è anche una tragedia. Io sono nato veneto, quindi mi ricordo che ho imparato a dire che uno che non sente è sordo, che uno che non ci vede è orbo, che uno che non cammina bene è sotto, uno che non parla è muto, sordo muto. Poi in italiano il sordo, come si dice, è un sordo, l'orbo è un cieco, il sotto è uno zoppo e così via. È un disabile, un handicappato. Dopo un certo periodo abbiamo risolto con le chiacchiere tutto questo problema qua, perché quello che non sente non è più sordo, è non udente, quello che non ci vede è non vedente, e quello che è disabile è diversamente abile, e quindi abbiamo cercato un po' di mascherare la faccenda. Io credo che bisogna essere diretti con le cose. Chi ha una disabilità per se stesso è bene che la accetti, e uno che non ci vede è cieco, cioè non vedente è un po' una presa per i fondelli, secondo me. Chi ha una disabilità è bene per se stesso che la accetti, e anche la sua famiglia che sappia, perché deve saperla e deve affrontarla per la vita, deve vivere con questa disabilità. E anche la società deve sapere che non basta dire che è diversamente abile. Una persona che ha una disabilità, secondo me, e secondo anche la Costituzione e la morale corrente, è portatore di alcuni diritti, che sono le varie pensioni, che sono di non essere tartassato dalle procedure e dalla burocrazia per fare ogni anno l'esame per vedere se gli sono ricresciute le gambe, no? A quelli che non camminano, o se ci vede a uno che è cieco dalla nascita. La società deve cercare di ovviare al massimo a queste manchevolezze, cercando di appianare i problemi, quindi fornendo, diciamo, queste persone di tutti gli ausili che la tecnologia può dare, di tipo elettromeccanico, che va dalla carrozzella alle protesi, alle cure che sono necessarie. E fin qua ci siamo tutti. Una cosa strana è che c'è una legge dello Stato che stabilisce che tutti i luoghi pubblici siano accessibili. Ora io capisco che mettere per esempio come si dice dei passaggi sopra le scale di vecchi palazzi è difficile installare anche gli elevatori e tante altre cose, però tutto ciò che si fa di nuovo, perché non si fa molto semplicemente che sia già percorribile da queste persone? A me piacerebbe prendere i sindaci e metterli in carrozzella e dirgli: fate un bel giro della città, andate in biblioteca, andate al bar, andate a farvi la carta d'identità e vedete che bello che è. E quando si fanno i nuovi passeggi, i nuovi passaggi, si facciano accessibili, costa uguale. Poi un po' alla volta si sistemeranno anche gli altri. Io ho visto delle belle soluzioni, ma quando vedo che rifanno i marciapiedi con tutti gli scalini fatti in modo che nessuno che è in sedia a rotelle li possa utilizzare, mi dico: ma chi è che li paga questi qua? Cioè sembra che lo facciano apposta, perché io penso di non essere l'unico a sapere che c'è della gente che gira in carrozzella, anzi, che non può girare perché ha questi problemi qua. Quindi, concludendo il mio pensiero sulla disabilità, chiamiamola col suo nome.
è bene che ciascuno accetti la sua situazione, è bene che la famiglia sappia, è bene che la società si faccia carico in maniera intelligente, senza vessare queste persone qua, e soprattutto quando fai lavori pubblici, ma spiegatemi perché li avete fatti ancora con gli scalini. Fabio, hai sentito l'opinione del nostro approfondimento settimanale che prende corpo e voce con Leopoldo Botero. Allora le barriere sono anche quelle del linguaggio, come diceva lui? Sì, condivido in pieno il punto del signor Botero e purtroppo noi siamo tanto indietro perché appunto, come dicevo prima, pensiamo che la disabilità sia degli altri e che non possa mai colpirci, no? E invece la disabilità è una realtà che purtroppo, ma anche, dico io, per fortuna, rientra nel nostro quotidiano, e quindi è anche compito nostro di persone disabili, quelli che ce la fanno, di avvicinare queste due realtà. E nello specifico, prima si faceva riferimento alle barriere architettoniche, perché le barriere architettoniche sono le più avvilenti, dico io, perché ti fanno pesare ancora di più il fatto di essere disabili, no? E quando tu protesti, magari ti dicono ma nel gruppo ci sei solo tu che sei la carrozzina, quindi il tuo problema, la tua protesta non vale niente, quindi tu sei avvilito e anche molto arrabbiato. Quindi io direi a tutti i comuni, le province che hanno questo tipo di problemi, invece di pagare tanti ingegneri come consulenti, si prendono una persona disabile come consulente, oppure un'associazione che rappresenta i disabili, che hanno già molto spesso al loro interno un progetto di viabilità aderente a tutti. Quindi è molto più facile disegnare una città, un paese che possa andare bene. Ascolta, ma se invece noi sediamo questi amministratori in sedia a rotelle e li facciamo portare da questi tecnici, in maniera che forse riescono a capire di più cosa vuol dire un marciapiede sbagliato, un rialzo. È una bella soluzione, è quella di coinvolgere le persone, i sindaci e via dicendo, nelle carrozzine è una cosa importante. Il fatto è che se lo fai un giorno è troppo poco, dovrebbero passare una settimana. Le vacanze, facciamo fare le vacanze, esatto. Non vanno in vacanza. Esatto. Cosa dici, Michele? Cosa faresti, Michele? Io resto meravigliato di Fabio, perché veramente è una persona splendida, veramente, caspita. La pacatezza con cui poi espone i propri problemi. Con questa semplicità che onestamente io non sarei in grado di mi sento veramente... È un poeta, dai, è un poeta. No, dico anche ai giovani che io frequento, perché tante volte mi chiamano a fare testimonianze come questa nelle parrocchie, nelle varie associazioni. Dovete vivere la carrozzina, perché loro dicono ma la carrozzina è un problema perché non sappiamo come prenderti, abbiamo paura di farti male. Così io dico che la carrozzina deve essere vissuta come una borsa, no? Che tu la pieghi e la butti in macchina. Così come si fa con i bambini col passeggino, è la stessa cosa poi, no? Esatto. È questione poi di abitudini diverse. E quando c'è un problema che magari non sai gestire la disabilità, chiaramente dopo dipende dalla persona e dal problema, dalla situazione che ha. Però quelli che possono, se non può di persona anche i genitori, devono spiegare loro. Per esempio io quando vado in giro con i miei amici, anche amici nuovi,
e non sanno, io spiego, io dico, è chiaro che sono imbarazzati loro, ma anch'io quando incontro persone nuove sono imbarazzato. Perché, senti, hai toccato un tasto molto particolare, quello dell'imbarazzo, esatto, di chi si sente quasi in imbarazzo per essere diverso da chi ha la visibilità, stai dicendo. Esatto, ma io ho una capacità di nascondere la mia emozione, così metto a proprio agio la persona che mi aiuta e quindi lei è in grado di aiutarmi. Perché così tu aiuti l'altro ad aiutarti, esatto, ho capito. Esatto. A proposito, come te, anche altre persone come Monica di Marghera, che andremo a conoscere a breve, ha voluto denunciare pubblicamente come sia difficoltoso per chi si trova costretto a vivere, perché si trova costretto a muoversi in carrozzina, si trova costretto a non prendere addirittura i mezzi pubblici perché non funzionanti per i disabili. Allora sentiamo l'intervista di Monica. Lei è Monica, ha 55 anni e dopo essere stata operata di tumore la diagnosi di sclerosi multipla che in poco tempo l'ha costretta su una sedia a rotelle. E tra le tante difficoltà con cui deve scontrarsi ogni giorno, il malfunzionamento denuncia delle passerelle sugli autobus. Lei praticamente quando chiede di mettere giù questa pedana non lo fa? No, trovano sempre difficoltà. L'ultima volta è stata venerdì settimana scorsa. L'autista del 53 mi fa, non la faccio salire, dovevo andare da mio figlio, gli faccio, allora te non mi fai salire, mi chiami un taxi e te me lo paghi. Ma io non sono abilitato a farla salire. Già uno, già un altro sulla fermata dove c'è l'Auchan del treno mi fa, se non ti comoda il servizio te ne rimani a terra e te la fai a piedi. Più di qualche volta ci hanno lasciato per terra anche. Sia il tram che i bus. La situazione veramente sta generando. Io sono sotto avvocato adesso, già il mio avvocato che è a Mestre mi fa, guardi signora, non è l'unica, abbiamo un'altra persona disabile che è la terza volta che lo lasciano per terra perché non vogliono tirare giù la pedana. Tutto questo. Quindi lei praticamente o si muove con l'autobus o non può muoversi? Esatto, perché Marco non ha la macchina. E poi se c'è la pedana a mano non hanno il gancio per prenderla e quindi dicono che non è abilitato, dobbiamo chiamare il numero, cosa che non esiste proprio. Cioè, io non posso prenotare un giorno prima per sapere che domani devo andare in un posto, quindi non è una cosa normale. Loro se la mettono sempre quando vogliono e sto lottando. Marco, compagno di Monica, denuncia un'altra questione. Sempre quando scendiamo in Piazzale Roma cerco la gentilezza di fermarsi sul 43 che il gradino è alto, però loro fanno fatica a stare sulla 43 perché c'è la macchina dei vigili che viene a ostacolare il parcheggio e la cosa. Secondo senatore i vigili occuperebbero dunque quella postazione come lui ha fotografato. Di qui un messaggio all'azienda di trasporto. Un servizio migliore anche se Vaporetti comunque. Cosa ne pensa il nostro imprenditore? Per fortuna non hanno sentito in diretta i miei commenti interni che stavo facendo. Quando ho visto la macchina dei vigili che blocca l'autobus che così non può caricare le persone con un handicap, io penso che sia, lo so, bisogna mangiare più cioccolato così siamo più dolci. Dai, facciamo così. Penso che bisognerà fare quello veramente. Ma più che mangiare molto cioccolato, secondo noi, posso dire, c'è una burocrazia talmente che è una piovra che niente, tutto quello che tu vorresti fare anche come amministratore e non me lo lasci fare. La prima cosa da abbattere, secondo te Fabio, non sarebbe anche questa burocrazia assurda, ma assurda incredibilmente? Sì, no, c'è tantissima burocrazia e io vedevo anche per fare il mio assessore interno quando l'ho fatto, c'è una marea di burocrazia che se non sei assistito da qualcuno, quando sei a metà ti viene voglia di lasciare stare, è quello fatto. E quindi ecco, interviene anche lo scoraggiamento ed è importante non essere, ripeto, è importante non essere soli, altrimenti veramente ti senti abbandonato e hai voglia di mollare. Per quello è importante fare squadra con la famiglia
o se non hai una famiglia, un amico che sposa la tua casa, in questo caso la famiglia di Veneti Schiacciati e di Rete Veneta, che è molto vicina a questi casi, ed è importante sentirsi come dire, voluti bene da qualcuno, perché se ci sentiamo voluti bene allora siamo anche caricati e capaci di fare delle imprese che magari da soli non riusciremo a fare. E allora mandiamo un altro servizio, visto che anche il primo è saltato, con le altre barriere. Vediamo cosa succede per la disabilità. Adesso andiamo con la disabilità. Uscire dall'isolamento, superare le barriere fisiche e architettoniche insieme a quelle culturali. È il progetto di Rete Veneta e il grande sogno di Beatrice ed è una necessità che nasce soprattutto nelle comunità medio-piccole dove le barriere possono essere ancor di più un freno all'integrazione delle persone colpite da disabilità permanenti o temporanei, fisiche o psichiche. Non mi sembra si stia facendo molto perché vedo parecchie difficoltà, soprattutto per le persone che deambulano con problemi. Qualcosa si sta facendo, ma molto poco secondo me, non si sta facendo molto. Gente che ha problemi continua ad avere problemi. Manca forse quella spinta emotiva che fa la differenza tra uno che sa che deve fare quel lavoro e lo fa, ma con calma, e un altro che ha una fregola di farlo e allora le cose filano molto di più. E mi auguro che le amministrazioni comincino ad essere un pochino più attente nei confronti delle persone e diano maggiore attenzione a quelle che sono le difficoltà degli anziani, ma anche delle persone che presentano degli handicap. Le opere e i lavori necessari per una città inclusiva non vanno considerati come un peso che la comunità deve sostenere nell'interesse di pochi, ma come un'opportunità di rilancio per fini sociali dell'economia stessa. Come ad esempio essere la biblioteca civica o molti edifici qui a Bassano, si cerca appunto di aiutare queste persone, che siano ascensori o comunque scale con lo scivolo per poter appunto transitare in modo sicuro, quindi diciamo che si sta agendo in modo consono. Ovvio che ci vuole tempo per fare queste cose. Un bagno è sempre o sopra o sotto. Uno che ha problemi cosa fa? I problemi ci sono secondo me. Secondo me non nella maniera più adeguata, cioè si potrebbe fare di più. Nell'inchiesta condotta da Paola Grazioli abbiamo sentito la gente di Bassano, i bassanesi, che mettevano in evidenza quali le difficoltà, e prima nel servizio elaborato da Ilaria Marchiori abbiamo visto come a Venezia ci sia questo problema per alcuni disabili, ma anche a Padova, dicevi Maria Teresa. Proprio con gli autobus, o non fermarsi gli autisti, ero alla fermata con un disabile, una volta doveva scendere, ho dovuto smontare mezzo pullman per scendere giù il carrozzino perché non riusciva a tirare giù la pedana, l'altra volta non si è proprio fermato, nonostante gente dentro gridava guarda che c'è il signore lì che sta aspettando, niente. C'è qualcuno che passa proprio dritto per non abbassare giù ste pedane che comunque sono sempre o che non vanno bene, cioè, almeno a Padova. Poi io prendendo gli autobus vedo queste dinamiche che a volte siamo fermi perché non riescono a far partire ste pedane e quindi poverini devono tenere anche gli occhi della gente che li guarda come dire per colpa tua non partiamo, che quello è anche peggio sì. Secondo me. Però vediamo che i cittadini sono molto attenti e sanno e vedono che mancano, che queste barriere architettoniche sono un impedimento per i più deboli, per i più fragili. Ma allora non sarebbe proprio da ascoltare di più il cittadino? A questo punto mi verrebbe da dire, la politica dovrebbe sempre chiedere al cittadino cosa vorrebbe per il suo comune, le cose importanti da fare, perché fanno delle cose sempre lontane. La politica non è consuntiva, cioè è consuntiva quando vuole lei, cioè quando le conviene, non quando bisogna ascoltare i problemi reali delle persone. Quindi è da qui il problema, perché un vero amministratore dovrebbe sentire i problemi della gente come suoi. In realtà questo non succede perché tante volte gli amministratori quando parlano con me di disabilità mi dicono ma noi non abbiamo, se dovessimo ascoltarti
falliremo domani mattina. Cioè, questo è il concetto che mi dicono, che per carità io capisco le difficoltà di bilancio che i comuni hanno tantissimo, le province e le regioni di riflesso, ma se ci fosse una politica europea di abbattimento delle barriere architettoniche, io non capisco perché con tutti questi fondi agricoli, per carità, europei che sono fondamentali, ma perché non si è mai pensato di fare un fondo comune europeo per abbattere le barriere architettoniche con bandi diretti che assolvono a progetti ben chiari che possono venire da associazioni o da privati che hanno problemi specifici. Io veramente non capisco questa cosa qui e mi fa strano che... No, solo tu, anche noi, sai, non capiamo. Mi fa strano che vengo io adesso a dirlo, perché la politica dovrebbe essere molto attenta, perché anche se uno vorrebbe buttarla solo sui voti, i voti vengono dal basso, non dall'alto, quindi le persone che hanno problemi e quindi non vedono soddisfatti le loro esigenze non votano, e quindi anche volendola buttare sui voti non soddisfano i politici, alla fine vengono puniti. Ma secondo te non vogliono vedere, oppure non vedono, oppure è una cosa che a loro dà fastidio? Cioè la disabilità, io vedo quando vado a bussare alle loro porte, non è che proprio, non tutti, perché bisogna dire che ci sono anche delle persone per bene, però la maggioranza è come infastidita di questa nostra presenza quando arriviamo là. No, perché secondo gli amministratori il disabile, la persona che ha bisogno, è solo un costo. Tu sei un numero. Non sei una persona che ha realmente bisogno, una persona da seguire. La risposta che ti dicono è siete tanti, siete troppi. Sì. Se dovessi aiutare tutti... esatto, se dovessi aiutare tutti, ok. Ma non è lo spirito giusto, perché anche se un'istituzione non arriva ad aiutare una persona, ma io, persona disabile, vedo la buona volontà, vedo il sindaco, vedo l'assessore, vedo l'assessore provinciale, regionale che si fa in quattro insieme, allora anche se non si riesce subito a risolvere, io porto pazienza. Se invece io vedo l'assessore regionale del comune dello Stato che se ne frega, questo non va bene, perché tu tradisci il tuo mandato. Bravo. Sa dove che fermo Fabio? Meglio che andiamo a vedere il servizio del Venne Cioc, che diventiamo un fiappi dolci. Esatto. Andiamo? Siamo felici di essere qua. Abbiamo optato per i bambini il cioccolato bianco, il latte e il riso soffiato su base latte. Spero che possa piacere. Perché siamo partiti con questo servizio? Perché adesso diventiamo tutti dolcissimi. State attenti. Partiamo dal presidente della Proloco. Perché qua lei questa sera, presidente? Come aveva anticipato Michele prima, noi ogni anno, quando facciamo delle manifestazioni a Limena, decidiamo chi aiutare, perché siamo un'associazione, quindi lo facciamo totalmente gratuito, quindi noi siamo dei volontari. Tutto quello che raccogliamo nelle nostre manifestazioni, che siano feste, che siano mostre, che siano qualsiasi altro tipo di manifestazione, lo raccogliamo e decidiamo a chi donarlo, perché sennò un'associazione cosa serve, Mirella? Vedo un bel sorriso, vedo un bel sorriso. Cosa succede adesso? Succede che ti ho portato qualcosa? Cosa vi ha portato? Allora, ti ho portato un assegno da 1.000 euro. Wow! Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi per tutto quello che fate. Grazie. Guardate, 1.000 euro, vedete da dove arrivano i soldi. Io ringrazio tantissimo Presidente e anche il Vicepresidente, ma tutta la Proloco di Limina, tutti i ragazzi di questo mondo meraviglioso del volontariato. Perché avete scelto noi, Presidente? Tu hai detto inizialmente, Michele mi ha indicato la tua associazione. Allora, prima di dire di sì mi sono informato
ti ho cominciato a guardare per televisione, ho cominciato a vedere quello che fai, quello che fate, e ho detto, Madonna, se in casa abbiamo queste situazioni qua, bisogna per forza aiutarle, ci mancherebbe, anzi, aiutiamo la nostra popolazione, aiutiamo i nostri veneti, ci mancherebbe, chi ha difficoltà è giusto aiutarlo, insomma. Non è giusto, bisogna aiutare quello che ha difficoltà al di fuori della porta di casa, tante volte è giusto che bisogna aiutare tutti, però tante volte c'è quello che sta al di qua ha bisogno perché non lo aiuti. Prima i veneti. Prima i veneti, prima noi, insomma, quindi è giusto. Grazie da tutta l'associazione che rappresento, ma soprattutto da tutte quelle persone che vengono aiutate tramite i vostri aiuti. Ma c'è un'altra sorpresa, vero Giuseppe? Certo, anche noi nel nostro piccolo siamo riusciti ad avere ad avere una piccola offerta per voi, proprio per aiutarvi. Ecco, prego. Grazie Questa è la nostra lei, busta, permesso, è il frutto della vendita da parte dei ricavi delle uova di Pasqua. Ecco, ci tenevo a guardate, dartela personalmente. Grazie, allora li contiamo perché noi facciamo sempre così. Allora sono 100, 200, 300 euro che sono arrivati. Però guardate cosa è arrivata, grazie anche a lei veramente di questi gesti. Io ho un'altra busta ancora che è arrivata da parte di Katia. Hanno fatto una raccolta, c'è un biglietto che leggerò domani mattina, no domani no, vado da un'altra parte, giovedì mattina a Sveglia Veneti e sono stati raccolti, la Katia ha raccolto, adesso li contiamo, 20, 40, 50, 65 euro. Grazie Katia, grazie anche per questa raccolta importante perché come diceva Maria Teresa anche i 20, i 10 euro sono importanti, ma soprattutto grazie per la stima, per il rispetto, per questo credere in questa grande famiglia, ma soprattutto in questa associazione. E adesso vi dico il 5 per 1000 che non è arrivato nel conto corrente, però è stato definito e abbiamo raccolto quest'anno 107.903,59 e vai! Per un totale di 4.897 donazioni. Pensate cosa è riuscita a fare questa grande famiglia, queste persone che credono, come avete detto voi, come hai detto te Giuseppe, e come dicono tutte le persone che ci seguono, perché la trasparenza è quella forse che fa capire che bisogna aiutare e alla fine premia. Pensate che numeri abbiamo superato, guardate che siamo a livelli di grossissime associazioni, ma associazioni enormi, e noi in 3 anni, perché da quando abbiamo iniziato, questo è il secondo 5 per 1000 che riceviamo, pensate che passi di gigante avete fatto voi per aiutare noi. Grazie, chapeau. Maria Teresa, hai sentito queste cifre, questi numeri, sorridevi, contenta, ma dall'altra parte... Sono contenta, mi fa piacere quando vedo comunque persone generose e persone che, perché la Mirella la conoscevo e ci sono anche altre persone che vedo che fanno questi lavori qui e so che sono bravi, che lo fanno veramente, almeno come ho visto io i risultati, insomma, con le persone, quindi è bello. Ed è bello, mi dispiace dirlo, vedere che ogni tanto qualcuno si occupa anche di noi italiani, perché io a volte mi sono anche sentita dire, beh, adesso venite anche voi italiani, ma proprio così, sia per il pane o sia per altro, quindi è che sia la volta che aiutiamo prima gli italiani, perché se negli stati europei fanno così, insomma, in Spagna prima gli spagnoli, poi gli stranieri. Perché in Spagna noi la gente continua a indignarsi scendendo in piazza, come invece in Italia non si fa più da un bel po' di tempo. Qui veniamo tacciati di razzismo, non è giusto, non è vero. Sì. Ti sei rabbuiata quindi al tempo stesso perché pensavi a come vorresti avere un lavoro tuo o vorresti essere autosufficiente? Sì. E chissà che appunto avendoti vista adesso venga raccolto anche il tuo appello e la tua richiesta di aiuto. Infatti, grazie per l'opportunità, insomma. La tua storia è una storia molto travagliata, è una storia di una persona che ha fatto delle scelte, giuste e sbagliate che siano, non siamo qui per giudicare, ma solo per raccogliere il tuo racconto. Tu a 16 anni eri già mamma. Sì, a 19 ero già vedova. Poi mi sono ricostruita, lì ho avuto un incidente stradale, ma ormai è passato così tanto tempo. Il
figlio grande ormai ha 30 anni, è papà, io sono già nonna, ho 2 nipotini meravigliosi, insomma. Però loro devono assistere e badare alla propria famiglia, cioè tuo lui figlio con la è moglie. capofamiglia, è l'unico che porta un reddito in casa ed è difficile anche per loro, perché comunque appunto gestirsi una famigliola da sola, lui con i suoi bambini, è molto difficile anche per lui, a volte lo vedi che fa un po' di difficoltà, insomma, perché non è così semplice. Pian piano i bambini andranno, il bambino e il grande è già a scuola. Quando inizierà anche la piccola, magari si spera, possono lavorare in 2 e andare un po' più avanti. Questo per loro. Per me io spero di trovare lavoro, se no dovrò andare via dall'Italia. Perché vorresti andare via? No, però anche per andare via bisogna avere qualcosa. Ecco, io preferirei rimanere qui perché ormai comunque insomma, ho fatto delle scelte, dei passi qui, ho una famiglia qui, ho dei nipotini, però se proprio non si trova vuol dire che ci mettiamo noi sul barcone e andiamo. È così. Adesso si aprono poi le stagioni anche al sì, mare. Infatti ho pensato anche esatto. di scrivere, ma anche mi era venuta l'idea, l'altro giorno un amico mi ha portato al mare, spiaggia libera, però c'era tutta questa plastica. Dico, scrivo ai sindaci dei paesi, chi mi ospita, solo l'alloggio, neanche il vitto, gli pulisco, facciamo un patto, gli pulisco 5 ore di spiaggia, di costiera, quello che sia, insomma, al giorno tiro su plastica e loro mi danno l'ospitalità notturna, non mi interessa neanche il passo, ma almeno... Dopo ti do un indirizzo comunque, perché mi hanno assicurato che in questo posto cercano veramente delle persone, perciò vedremo se riusciremo a trovare un lavoretto anche a te, come l'avevamo trovato non a tutti, ma a più di qualche persona siamo riusciti. Grazie. E si parlava dell'indifferenza o comunque della poca attività di certa politica proprio in materia di barriere architettoniche. In realtà si diceva semplicemente di come forse per alcuni non sia fruttuoso investire, vero? Investire laddove non c'è un ritorno immediato del proprio investimento, e così anche per le cure sanitarie. Abbiamo visto la storia tristissima da Liverpool all'Italia del piccolo Alfie, morto a soli 23 mesi perché aveva una malattia incurabile e i giudici hanno fatto morire questo bambino nonostante gli appelli da tutto il mondo, con anche il nostro pontefice che si fosse adoperato per farlo venire qui in Italia. I genitori volevano cambiare la cittadinanza, anche i nostri vescovi, insomma tutta la comunità veneta si è prodigata affinché questo bambino venisse, e poi invece è volata questa stella in cielo. Perché? Perché non si è voluto investire nelle cure, costa troppo. Dunque ho seguito anch'io la vicenda, ed è una vicenda molto triste, ma che ci riporta a una realtà leggermente diversa. Poi dipende dal caso, però anche nel mio caso sono stato, per dire un attimo, quando sono stato operato io, la mia patologia non poteva aspettare, per dire. E invece nel nostro sistema sanitario nazionale ci sono delle code infinite che potrebbero essere anche abbastanza facilmente risolte, e quindi spesso si ricorre per forza, anche se poi non lo dicono, ma ti costringono a ricorrere a interventi pagati privatamente, e quindi questo fa nascere una sanità di serie B, praticamente una sanità di serie A, una sanità di serie B, e quindi ecco la difficoltà delle famiglie che devono ipotecare la casa, fare un mutuo alternativo solo per fare un intervento, oppure chiedere ad amici e parenti, e quindi oppure fare i viaggi della speranza rincorrendo questo o quello medico. È successo anche a me, e quindi per quello è importante avere la famiglia, ma anche sentire l'istituzione vicina, e in questo noi manchiamo tanto. Se lei pensa che quando un disabile motorio
compie 18 anni viene buttato fuori dal sistema sanitario nazionale perché poi devi decidere tu in quale struttura andare, perché non esiste un sistema che ti assista sempre, anche se tu ne avresti bisogno. E quindi ecco che noi dopo i 18 anni uno deve un po' reinventarsi, perché lo Stato un po' come cura ti abbandona, perché la cronicità di una situazione come la mia è un problema. Certo, però parlandone, venendo qua davanti alle telecamere, ecco, chissà che qualcosa cambi, perché più stai zitto e più loro ti passano sopra, più parli e più qualcosa speriamo di far capire a loro che abbiamo bisogno anche del loro aiuto per risolverle. Sai, abbiamo pochissimo tempo per la fine della trasmissione, purtroppo sono volate anche queste 2 ore. Semplicemente volevo dire che anche qui, come per il piccolo Alfie, anche qui in Italia c'è un caso di tutto italiano con la vicenda che abbiamo già conosciuto di una maratoneta azzurra, Vincenza Sicari, che sta morendo su un letto d'ospedale, con la ministra Lorenzin che è contattata, che non riceve giornalisti e non vuole dire nulla per quanto riguarda questa cura. Allora Vincenza, in disco rotto, continua a dire: mi stanno facendo morire, poi si parlerà di me quando sarò morta. L'abbiamo reincontrata, vediamo. Siamo tornati, ci rincontriamo sempre adesso a Padova. Sono stata trasferita venerdì scorso sempre tramite un provvedimento giudiziario del Tribunale di Velletri. Mi hanno trasferito da Verona proprio perché a Verona ci sono delle indagini in corso per il loro operato. Mi hanno trasferito qui per effettuare tutti gli accertamenti per scoprire la malattia neurologica. E niente, nessuna diagnosi, anzi il primario ritiene che io non debba fare nessun esame perché ne ho fatti troppi. E quindi lui non ha nessuna intenzione di fare gli accertamenti, anche se ordinato dal giudice. Quei pochi esami fatti di una parte del provvedimento sono sempre stati fatti sotto minaccia, sotto pressioni degli avvocati e del tribunale. E niente, sto qui a aspettare di morire in un letto di ospedale. Che dobbiamo fare? Penso che non sono... Torniamo in studio con la speranza, che è quella che ci auguriamo tutti quanti noi, che parlando le cose comunque possono cambiare, non diciamo subito nell'immediato, ma che comunque sia un piccolo seme che comincia e continua a germogliare ora dopo ora, giorno dopo giorno, così per tutti quanti noi. Allora io vi saluto, vi ringrazio nuovamente perché avete capito che questa cifra mi ha fatto andare in tilt, non avrei mai immaginato, perché già era grande quella dello scorso anno di 72.000 euro, pensate quest'anno grazie a voi dove siamo riusciti a arrivare e cosa faremo con queste cifre. Grazie, grazie da parte di tutti noi e di Rete Veneta. Grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, grazie a voi per averci seguito da casa, e adesso il rush finale, si chiude il sipario con il nostro musicista Giusto. Che cosa ci suoni, Gianfranco? Ancora. Ancora. È allora... sigla anche di un altro talk show. Ma qui è più ancora, bello. ancora.
buonanotte di questo sax, buonanotte a tutti, giù il sipario. Alla prossima, ciao!